Terribile schianto lungo la A4 tra San Michele al Tagliamento e La Tisana, coinvolti 4 mezzi pesanti in un tamponamento a catena, una vittima, 2 feriti gravi, caos traffico. Ad Abano Terme, i funerali della 39enne della figlia di 5 anni morte nell'incidente in A13 a Ferrara, la comunità stretta attorno al papà, unico superstite della tragedia. Dopo Cadoneghe è distrutto nella notte un altro autovelox nel Padovano, demolito con un trattore, quello posizionato lungo la Monselice Mare a Tribano. Un boato e l'esplosione, tragedia sfiorata a Melara in Polesine, distrutto il deposito di una fabbrica di fuochi d'artificio, un operaio ustionato per fortuna in modo non grave. Trova i ladri in casa sua a Tarso, ma nonostante la paura trova la forza di farli scappare. Il racconto della 91enne Silvia Fregonese ai nostri microfoni. Carenza di organico e blocco assunzioni, protesta questa mattina in prefettura per i rappresentanti sindacali una delegazione di lavoratori dell'azienda ospedaliera di Padova e dello IOV. Si chiama lavoro povero e indica l'occupazione il cui salario è così basso che non consente di vivere dignitosamente. Nella Marca oltre il 30% dei lavoratori in questa condizione, soprattutto giovani e donne. La memoria del Vajont su Antenna 3 dal documentario L'Eco del Fango, domenica sera le dirette non stop, lunedì con la visita del capo dello Stato Mattarella fino alla puntata speciale di Ring in prima serata. Buonasera, ben ritrovati in diretta, eccoci da studio, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Prima di incominciare con la cronaca di questa giornata vi ricordo il quesito del nostro sondaggio di oggi. Vi stiamo chiedendo manovra, addio ai bonus per pagare meno tasse, siete d'accordo? Per rispondere di sì 0422 1626 691, come sempre per dire invece di no 0422 1626 690, registrate la vostra opinione e poi vedremo come andrà a finire nel corso di Ring questa sera dalle 21:15 su Antenna 3. Adesso andiamo alla cronaca di questa giornata con il tamponamento tra mezzi pesanti che è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A4. Una persona ha perso la vita, 2 sono rimaste ferite, traffico bloccato per ore. Maxi tamponamento tra mezzi pesanti nel pomeriggio verso le 14:30 lungo l'autostrada A4 nel tratto a 3 corsie sul viadotto del Tagliamento in direzione Venezia, carreggiata ovest. Il bilancio è pesante, un morto e 2 feriti, tra cui uno ricoverato in gravi condizioni. Il tir ha tamponato una bisarca e nell'urto a catena sono rimasti coinvolti altri 2 mezzi pesanti, tra cui un auto articolato che trasportava granaglie. Il materiale infatti si è riversato sull'asfalto, occupando anche la corsia di sorpasso e quella veloce. Sul posto sono giunti poco dopo l'equipaggio dell'ambulanza dalla Tisana e l'aerisoccorso inviati dalla sala operativa della struttura regionale emergenza sanitaria, oltre al personale autostradale e i vigili del fuoco con squadre dalla Tisana e Porto Gruaro. Per permettere l'arrivo dei soccorritori e la bonifica della sede stradale è stato chiuso l'ingresso al casello di La Tisana in direzione Venezia e Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l'uscita obbligatoria alla Tisana per chi proveniva da Trieste. Il santuario di Monte Ortone ad Abano gremito per l'addio a Maria Grazia Forgetta e alla sua piccola Gioia, mamma e figlia morte nell'incidente in A13. Volano in alto i palloncini bianchi e rosa, tanti palloncini come quelli che Gioia avrebbe voluto lanciare durante la sua festa di compleanno prevista per il prossimo fine settimana. Gli amici della piccola, che ieri avrebbe compiuto 6 anni, morta insieme alla mamma Maria Grazia in un tremendo incidente lungo la 13, hanno voluto salutare la loro compagna di scuola, regalandole ciascuno un fiore bianco. È un addio straziante, mamma e figlia, insieme nel loro ultimo viaggio. Papà Michele Petriccione, unico superstite dell'incidente, è sorretto dai familiari, schiacciato da un dolore che non si può spiegare. Io non so che altro dire. Lei come te, la mia vita, con lei, da quando aveva già 2 anni, facciamo il giochino. Io dicevo, Gioia, cosa sei tu per papà? E lei diceva, la tua vita. E io dicevo, ah sì, che significa? Che non puoi vivere senza di me. Se così è, senza di voi non potrò vivere.
Datemi la forza, perché io da solo senza di voi non potrò farcela in nessun modo. In nessun modo. Vi amerò sempre. Difficile anche per Don Giuseppe, parroco di Montortone, trovare le parole di consolazione. Ci sono parole, e mi rivolgo a Michele, che sono scolpite nel cuore. Mi riferisco a quelle parole che vi siete detti poco prima che succedesse la tragedia. Per una singolare circostanza, non le solite parole per organizzarsi, per prepararsi, ma qualcosa di più. Il buio di questo momento, nel buio di questo momento, sono parole che fanno luce. Ciao Gioia, sempre insieme, gli striscioni appesi fuori dal santuario, a pochi metri dall'asilo dove la piccola aveva giocato felice fino allo scorso giugno. Il sorriso di Gioia, abbracciata alla mamma nella foto scelta dai familiari, sembra voler abbracciare chi resta. Sarà il ricordo del loro amore a dar la forza ai familiari. È stato distrutto nella notte l'autovelox lungo la Monselice Mare a Tribano. Lo strumento di rilevazione della velocità era entrato in funzione all'inizio di agosto in un tratto dove il limite di velocità è di 70 km/h. Il velox è stato demolito da un trattore o da un mezzo pesante che l'ha di fatto sradicato dalla base di cemento facendolo finire nel campo a bordo strada. L'episodio è stato denunciato sui social dal sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana, che conferma che l'autovelox verrà riparato. Il danneggiamento non cambia i nostri intenti. Lo dobbiamo ai tanti morti e feriti lungo questa strada, ha scritto il sindaco. Nel Padovano sono sempre più numerosi gli episodi di danneggiamento contro gli autovelox. Il più eclatante il 9 agosto scorso a Cadoneghe, dove il famigerato velox della discordia, lo ricorderete, era stato fatto esplodere. E tragedia sfiorata questa mattina a Melara. Ci spostiamo in Polesine, dove è esploso un deposito di un'azienda che produce fuochi d'artificio. A terra sono rimasti frammenti spazzati via dall'esplosione e sparsi nel raggio di diversi metri. Tutto intorno allo scenario della desolazione e di una tragedia sfiorata. Non è rimasto nulla del deposito della ditta di produzione di fuochi d'artificio parente di Melara. L'edificio è stato completamente distrutto dalla deflagrazione. Il boato fortissimo attorno alle 12. Uno scoppio tanto forte da essere avvertito anche nei comuni limitrofi, da Bergantino a Castelmassa. Una raffica di chiamate ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine da parte dei cittadini preoccupati hanno fatto scattare l'allarme. In quel momento si trovava sul posto un operaio che per miracolo si è salvato, rimanendo ustionato solo lievemente. Subito soccorso dal personale sanitario del 118 è stato trasportato al centro grandi ustionati di Verona con l'elisoccorso. Nel frattempo i vigili del fuoco, accorsi sul posto con una squadra e 2 autobotti, hanno provveduto per tutta la mattina a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Da chiarire le dinamiche che hanno causato l'incidente, ora al vaglio degli inquirenti. Torniamo a parlare di furti, ci spostiamo nell'Alta Marca, a Tarso, dove una 91enne ha trovato la forza e il coraggio di mettere in fuga i ladri. Io stavo guardando la televisione in camera mia, tutto un momento sento un rumore e guardo la finestra e vedo la persiana che va su. Allora non mi sono agitata, non ho preso paura, insomma mi sono sentita sicura di quello che dovevo fare. Sono andata sulla finestra che era chiusa e dico: ma sentite, chi siete, cosa volete?
In casa da sola, a 91 anni, Silvia Fregonese non si è fatta intimidire e così gridando è riuscita a far scappare i ladri che sabato sera hanno battuto l'intero centro di Tarso, mentre in paese era in corso la festa delle castagne. Il raid tra le 9 e le 10 con i malviventi che prima colpiscono il negozio Raira Elettronica di via Roma, affacciato sulla piazza con l'abitazione annessa, poi si portano in via Ruio e via Tognolo, una traiettoria precisa per una serie di colpi, alcuni riusciti, altri tentati, come nel caso di Silvia che vive accanto al parcheggio del municipio. In questo caso, con ogni probabilità, i malviventi pensavano che in questa villetta non ci fosse nessuno. Allora hanno tirato giù la persiana, però non l'hanno lasciata così, un po' su, in modo che tornea. E dopo sul cortile del comune, che è a fianco a me, c'erano 2 macchine, ma sono partiti con una calma. Loro non si sono agitati, pensare, scini, zappa. Ora è caccia proprio a quelle auto usate per colpire, con i carabinieri che non stanno lasciando nulla al caso. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere. Adesso si cercherà di trasmettere alle autorità competenti quello che è stato possibile acquisire e vedremo di capire l'origine di questo ignobile gesto. Lo stesso sindaco sabato sera ha incontrato le vittime, portandosi nelle varie abitazioni una volta informato. Il forte sospetto è che i ladri abbiano colpito ben sapendo che c'era una festa in corso, forse studiando i movimenti dei proprietari. E sicuramente hanno approfittato di questa giornata, hanno controllato e visto che le persone non erano in casa e quindi hanno avuto purtroppo tutto il tempo per poter fare quello che si sa hanno fatto. Adesso però un po' di paura ce l'ha. Sì, adesso chiudo dappertutto quei gancetti, però adesso chiudo di più, insomma. Ma l'unica nota positiva in tutta questa storia è proprio Silvia, che dall'alto dei suoi 91 anni trova la forza di sorridere. Silvia, quella che fa scappare i ladri da Tarso. Adesso lei è nota, insomma, è un po' l'antifurto di Tarso. Lei, signora. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo. Di nuovo in diretta, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Trattenere nel pubblico i medici over 70 sono le parole del governatore Zaia oggi al Festival delle Regioni a Torino sul tema della carenza di camici bianchi. Servono politiche realistiche, ha detto, anche per rispondere all'invecchiamento della popolazione, all'aumento delle richieste di prestazioni e quindi della lunghezza delle liste d'attesa. Bisogna aumentare le risorse e essere più concreti, per esempio trattenendo nel pubblico, così appunto ha sottolineato, i medici over 70 obbligati ad andarsene, magari nel privato dove li accolgono a braccia aperte. Molti di loro se ne vanno dai nostri ospedali con le lacrime agli occhi. Che senso ha? Si chiede infine il presidente del Veneto. E parliamo proprio di carenze di organico, blocco delle assunzioni, protesta stamattina in prefettura a Padova per i rappresentanti sindacali e una delegazione di lavoratori dell'azienda ospedaliera e dello IOV. E noi chiaramente siamo preoccupatissimi per questo deferimento. E aspettare il 1° gennaio 2024 è un problema. La CRITE, che è l'organismo di riferimento che autorizza le assunzioni, ha dei tempi tecnici, fa delle trimestrali, quindi c'è tutta una burocrazia chiaramente. E nel frattempo come facciamo con i servizi? Questo è uno dei temi portati sul tavolo del prefetto Francesco Messina da parte dei rappresentanti dei lavoratori del comparto sanitario padovano. Preoccupa il blocco delle assunzioni voluto fino a fine anno. Manca personale a tutti i livelli, dai tecnici di laboratorio ai medici. Abbiamo un documento da presentare al prefetto, un documento per il governatore Zaia, dove abbiamo i dati anche della nostra funzione pubblica regionale Veneto, che dicono che l'ULSS 6 è a meno 6,5 di personale. L'azienda ospedaliera è un incremento dal 2020 al 2023 di personale, ma non si sa questo personale dove si sia inserito, anche perché l'osservatorio nostro è che sono arrivati circa 230 infermieri, ma ne sono andati via la metà. Le testimonianze dei lavoratori presenti al sit-in davanti alla prefettura sono eloquenti e raccontano di carenze di personale in tutti i reparti. Io è tanti anni che lavoro in sanità, credo che sia la crisi più difficile che io abbia mai visto.
cioè una crisi come questa sicuramente non c'è mai stata. Con il Covid abbiamo visto tante cose, ma diciamo che il Covid è stata la punta dell'iceberg a cui è susseguita una diaspora, cioè le persone sono proprio fuggite. Ma nel momento che le persone arrivano nei laboratori hanno comunque bisogno di una formazione, anche perché bisogna tenere presente che chi lavora a turni e quindi copre le urgenze in laboratorio H24 molto spesso si trova a lavorare da solo. Nella Marca invece è un'indagine della CGIL a far emergere il lavoro povero, il 34% dei giovani, il 42% delle donne, i più vulnerabili. Si chiama lavoro povero ed indica l'occupazione di tutti quei lavoratori che, pur essendo impiegati con un contratto regolare, hanno un reddito che non consente una vita dignitosa. Sul lavoro povero e di lavoratori vulnerabili si è concentrata l'ultima indagine della CGIL di Treviso. Gli aspetti che emergono maggiormente da questa indagine sono sicuramente due, cioè il fatto che il lavoro povero connoti sostanzialmente il lavoro giovanile, quindi quello under 35, e una connotazione di genere. Giovani e donne dunque con una soglia di reddito individuata in 12.000 euro lordi annui. I giovani infatti si aggirano attorno al 34% di vulnerabili e se andiamo poi a vedere nella connotazione di genere, le donne sono vulnerabili per il 42%. Se poi consideriamo le giovani donne con figli, sono ancora di più a rischio vulnerabilità, soprattutto per il cosiddetto rinuncia al lavoro a tempo pieno, ma ad accettare le condizioni di lavoro part-time. Diversi i contratti che hanno retribuzioni orarie al di sotto dei 9 euro, 5,97 euro all'ora. Il lavoro meno pagato è quello di colf e badanti, che per la quasi totalità sono donne. Ad esempio il lavoro delle colf e delle badanti è quello che è meno retribuito in assoluto e che è sostanzialmente occupato dalla componente femminile del mercato del lavoro. Quindi ci dovrebbe far ragionare rispetto anche a quello che è sì l'andamento del mercato oggi, ma anche quello che sarà l'andamento del mercato domani e soprattutto anche di quello che sarà il sistema pensionistico del futuro, perché ovviamente i redditi bassi oggi avranno un riverbero rispetto a quello che sarà l'andamento pensionistico del futuro. Cambiamo tema, la memoria del Vajont su Antenna 3 dal documentario L'Eco del Fango, domenica sera le dirette non stop di lunedì con la visita del Capo dello Stato Mattarella fino alla puntata speciale di Ring in prima serata. A vedere la signora che mi viene vicino che mi dice: Alpino, dammi mio figlio. Ma dov'è signora? Non lo sapevamo. Camminiamo sopra le spalle e teste dei morti. Robe da diventare pazzi. Tutti che piangevano, l'acqua che veniva giù, non si sapevano andare. La memoria dell'inferno era chiusa in 21.915 giorni, 60 anni che ci separano dalle 22:39 del 9 ottobre 1963, le lancette che si fermano sulla tragedia delle tragedie. Longarone, Erto, Casso, il Veneto, l'Italia intera, il Vajont è storia di tutti. Da quell'ora maledetta, 21.915 giorni nei quali l'orrore, la disperazione e la rabbia hanno lentamente lasciato il passo alla memoria. Il dovere di ricordare è una missione che Antenna 3 e Media Nord-Est portano avanti da anni, quest'anno ancora di più, per non lasciare che immagini, volti e storie possano anche soltanto affievolirsi. Si parte domenica 8 ottobre alle 21:15 con L'Eco del Fango, il documentario realizzato da Media Nord-Est. Le voci di chi ha vissuto l'inferno e di chi perpetua la memoria con il dolore sempre vivo nel cuore. E poi il giorno dopo, lunedì 9 ottobre, il racconto non stop della giornata più intensa. In diretta dalle 8:45 vi accompagneremo verso il primo appuntamento dalle 9 alla chiesa parrocchiale di Erto, la messa in suffragio delle vittime del Vajont e la deposizione delle corone nel cimitero. Terminata la cerimonia, sempre in diretta con i nostri inviati vi racconteremo l'attesa per l'arrivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Alle 11 al cimitero di Fortogna l'omaggio del Presidente della Repubblica alle vite spezzate dall'orrore. Poi alle 12 sulla diga simbolo della tragedia, la commemorazione civile. Ma la giornata non terminerà qui.
Alle 21:15 in prima serata, le testimonianze dei sopravvissuti e i collegamenti in diretta dalla diga del Vajont in una puntata speciale di Ring per ripercorrere i momenti salienti del 60° anniversario e avvicinarci all'ora fatidica, le 22:39, quando tutto cambiò, lasciando ai vivi soltanto lacrime, disperazione e terribili, indelebili ricordi. Un ragazzo di 20 anni che era ancora in vita e mi diceva, spostato sulle rive del Piave, e mi diceva dammi una mano, dammi una mano, dammi una mano. E la mano collodata è rimasto, basta. Aveva gli occhi spalancati come dicesse tirami su. Questa dunque, lo avete sentito, la programmazione di Antenna 3 in vista dell'anniversario dei 60 anni dalla tragedia del Vajont. Voltiamo decisamente pagina, come spesso accade nei nostri telegiornali. Allora andiamo a Bassano, dove cresce l'attesa in Veneto per lo spettacolo di magia di Andrew Basso, il più grande escapologo al mondo. Questo è uno show di magia, illusionismo ed escapologia di proporzioni che Bassano, il Veneto, non ha mai visto prima. Però prima di entrare nel dettaglio dello show volevo provare un piccolo esperimento con te usando delle carte da gioco, le carte che usiamo per giocare a scala 40, a poker, eccetera. Ora, ognuno di noi ha una carta preferita, una carta fortunata. Vi chiedo di pensare alla vostra, a te chiedo di pensare alla tua. Ho portato con me una carta che non è stata stampata ancora, è infatti una carta bianca. Sì? Ti chiedo di appoggiarci sopra il pollice, ok? Benissimo. E ti chiedo adesso di nominare per la prima volta a voce alta ai nostri amici qual è la tua carta fortunata, la tua carta segreta. Posso sceglierne una? Dine una a caso. Vai. 10 di fiori. Girala lentamente. Vuoi mostrarla? Beh, signori, è davvero incredibile, incredibile. Dopo una dimostrazione come questa si rimane davvero senza parole, ma troviamo le parole per descrivere meglio quello che sarà lo spettacolo del 28 di ottobre alla CMP Arena. I biglietti stanno scomparendo e non è un'illusione in questo caso. Questo sarà uno show di 90 minuti dove porterò 90 minuti del mio miglior repertorio di magia, illusionismo ed escapologia. Fu l'arte resa famosa dal grande Harry Houdini, che è il mito con il quale io sono cresciuto e con il quale ho vinto anche il titolo mondiale. C'è una parola che apre le porte della magia a Andrew Basso? Per me sono 3. Credi nell'impossibile. È tutto, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Venezia, subito le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. La coda di una perturbazione lambisce il nostro territorio, favorendo lo sviluppo di una locale instabilità. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà possibile qualche sporadica precipitazione sparsa sui settori montani e pedemontani, localmente fin verso le pianure limitrofe. Altrove tanto sole. L'aria più fresca che segue il fronte determinerà un contenuto calo delle temperature. Le minime infatti saranno comprese tra gli 11 e i 19 gradi, le massime tra i 20 e i 27 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Saranno possibili anche qui rovesci sparsi sui monti e localmente sulle zone attorno. Sui restanti settori più sole, migliora in serata. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 20-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede un'alternanza fra sole e nubi con qualche temporale, come vediamo dalla grafica. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.